Euroregioni News. ASLA, correre per lottare. La sclerosi laterale amiotrofica, SLA, è una malattia rara. Rimangono sconosciute le cause e soprattutto le cure. Il caso sicuramente più noto fu quello di Stephen Hawking, l'astrofisico della teoria del tutto. Aveva 76 anni quando morì nel 2018, malato di SLA fin dai 21 anni. In Friuli Venezia Giulia è attiva una sezione ASLA con sede a Montereale Valcellina, in provincia di Pordenone, grazie al presidente Michele Roveredo, per dare supporto ai malati e aiutare la ricerca. La nostra associazione ASLA ha un compito fondamentale che è quello di aiutare i malati di SLA, e questo è nato da una questione personale molti anni fa, nel 2004, quando mia madre si è ammalata, Piera, e da lì, sapendo l'esito della malattia che non dava scampo, che io dico sempre è una sentenza di morte, ho deciso di muovermi personalmente per sollecitare le popolazioni e per stimolare la ricerca su questa terribile malattia che al mondo non ha ancora nessun farmaco. Dal punto di vista medico non possiamo fare niente, però dal punto di vista morale mi sono impegnato e ho cominciato a girare l'Italia da solo, in corsa, in solitaria, per sensibilizzare, creando un bellissimo gruppo al mio fianco, e riusciamo a fare 38 manifestazioni all'anno di corse, staffette, trail. Io vado a parlare nelle scuole personalmente, e questo tutto per riuscire a dare una dignità e una speranza di vita a questi malati, perché al momento, e ripeto sempre, questa malattia non dà scampo. Il mio motto mai mollare è proprio perché l'ho imparato dalla Piera, da mia madre, e dalle persone che vedo quotidianamente con questa terribile malattia. La mia iniziativa personale di corsa è stata fatta perché voglio dedicare il movimento a chi del movimento non ha più niente, perché come sapete la SLA colpisce tutti i muscoli del corpo, le cellule nervose che dal cervello comandano i muscoli non funzionano più, quindi si rimane coscienti fino all'ultimo istante di vita senza poter muovere nemmeno un muscolo, rimane aperto solo gli occhi, la vista, quindi una cosa atroce. Allora mi sono impegnato come presidente appunto a creare questa grande realtà, e siamo riusciti, grazie ai nostri fondi e alle vostre donazioni, alla vostra sensibilità, che ringrazio di cuore sempre tutti, a donare a questi malati anche un servizio a domicilio di terapisti occupazionali, di psicologi, di medici neurologi, tutti gratuitamente, che possono andare a domicilio per cercare di dare una dignità di vita, seppur senza salvargli la vita, ma il percorso della malattia fatto in maniera dignitosa. Questo i malati lo meritano, perché sono veramente carichi di forza, e io mi impegnerò in prima persona finché avrò fiato, perché questa mia idea, che è diventata l'idea di tutti, possa veramente cambiare la vita a questi malati. Un'altra cosa che voglio dire: ci siamo fermati oggi qui alla Villa Carnera per una questione, anche è un pensiero mio personale, perché nel 2015 ho fatto un'iniziativa che l'ho chiamata Da Carnera a Giulietta, e praticamente sono partito da qui a Sequals il giorno 14 di febbraio alle 7 di mattina, e sono arrivato di corsa a piedi all'Arena di Verona 24 ore dopo, alle 6:30, in piazza Arena di Verona, dove mi aspettava il sindaco Tosi per darmi una pergamena. È stata una cosa eccezionale. Ho voluto fare questa cosa per sensibilizzare, c'è stato un grosso riscontro. Ho voluto unire la Carnera, perché vivo qui al paese di Sequals, la forza di Carnera e la speranza di vita di questi malati. Quindi ho creato un'iniziativa bellissima quest'anno a Firenze con Ele Sorriso, la ragazza di SLA di 47 anni che ultimamente sto seguendo personalmente per portarla a fare le maratone. Quest'anno è saltato tutto causa Covid, e mi ero inventato la maratona da Sequals, spingendola da solo personalmente con la sedia a rotelle. Facevo Sequals, Maniago, Montereale, Grizzo, Malnisio, Giai, Saviano, Budoia e Roveredo. Erano 48 km, la Pedemontana, il paese che lei conosce bene, che vive appunto a Budoia e a Roveredo, e volevo fare questa maratona con lei, però purtroppo causa Covid vi ha salvato tutto, quindi dal 28 di novembre che dovevo farlo, adesso attendo una successiva data. Una cosa che voglio dire a tutti è: noi abbiamo la fortuna di stare bene, stiamo veramente bene, e quindi possiamo farlo, possiamo decidere di farlo. I malati non hanno nessuna possibilità di scegliere, devono solo sperare che un giorno si trovi una medicina e che un giorno si possa dire che la SLA l'abbiamo sconfitta, perché credetemi, anche se se ne sente parlare poco, miete vittime, e purtroppo con gravi conseguenze, non solo per l'individuo che viene colpito, ma per tutta la famiglia. Quindi il mio compito da presidente è riuscire a portare, come dicevo prima, a domicilio un supporto psicologico, un supporto morale, un supporto fisioterapico, logopedistico, in modo che in questo
percorso della malattia ci possa essere una dignità di vita. È importantissimo, tutte le persone del mondo meritano di avere una dignità di vita, perché come lo dico e qui chiudo, gli altri siamo noi e dobbiamo pensare a questo. Per aiutare l'associazione noi abbiamo un sito che si chiama aslapn.it, all'interno ci sono tutti i dati del nostro codice IBAN, che è un conto onlus che fino all'ultimo centesimo viene donato per i malati. Non abbiamo nessuna spesa noi è una gestione proprio volontaria totale. Noi quando facciamo le corse non facciamo mai premi, perché diciamo che il vince chi partecipa, non esiste un vincitore primo o secondo. Chi frequenta e chi partecipa alle nostre corse le partecipa con il cuore per donare tutto se stesso. Quindi codice appunto IBAN è segnalato sul sito, lì ci sono tutti i redditometri, siamo con la trasparenza al 100%. E siamo in provincia di Pordenone chiaramente, però la sede è a Montereale Valcellina, però siamo iscritti anche nell'albo regionale dato le nostre numerose iniziative. Quindi è aslapn.it, è il nostro sito su internet, insomma. Da Pordenone per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.